Pronti? 1, 2, 3. È subito buono il segnale, si avvantaggia EK del Ronco che va a condurre nei confronti di Extra Wind. Più indietro Numero 2, terza Hermes posizione Caff, Expu dei Greppi, squalificato. mentre ha sbagliato il controfavorito Hermes Caff. EK del Ronco dunque guida dopo partenza sollecita e 16,1 per i primi 200 metri. In schiena c'è Extra Wind che precede Expu dei Greppi, quindi Access Club Excelsior chiude il gruppetto dei 5 superstiti dopo la squalifica di Hermes Caff. 32 intanto se la prende comoda Roberto Vecchione, in salchi al favorito. EK del Ronco che si appresta a completare i 600 in 48,7. Extra Wind e Expu dei Greppi rimangono in seconda e terza posizione, lasciando più indietro Access Club ed Excelsior. 800 iniziali in 1,4 scarso, con in vantaggio sempre K del Ronco su Extra Wind, Expu dei Greppi. Access Club Excelsior muove ora all'esterno dalla quarta posizione Access Club e siamo ormai all'altezza del chilometro, coperto in 1,19,6 davanti alle tribune, ritmo che accenna ad accelerare con EK del Ronco che ha sparato ora un 14,8 davanti alle tribune. In seconda posizione si mantiene Extra Wind, all'esterno si impegna Access Club e anche Excelsior ha provato a spostare al largo, 600 scarsi al palo ora con un'altra frazione veloce in 14,8 dalla coda. Viene via in terza ruota Excelsior a 500 dal palo, supera Access Club, tenta l'aggancio con K del Ronco lungo la corda, va sempre Extra Wind. Siamo a metà della curva conclusiva con K del Ronco in vantaggio, Extra Wind in seconda posizione con all'esterno Excelsior. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, ultimi 150 metri di gara, in piena fuga ora è K del Ronco che accelera sensibilmente nel finale, viene a concludere facile con disinvoltura e K del Ronco. Il secondo posto è per Extra Wind, al terzo Excelsior. 1,16,7 ragguaglio conclusivo, 28,4 a chiudere per EK del Ronco che va al comando in poche battute e si stacca in questa prova sul doppio chilometro che porta il doppio in giornata a Roberto Vecchione dopo il successo in apertura colto con Embajador. Raddoppia ora con EK del Ronco, sempre per conto di Holger Ehlert, questa volta la scuderia Taras. Andiamo a rivedere le battute conclusive. EK del Ronco che accelera e fa il vuoto nel finale. Buon secondo per Extra Wind e buon terzo posto per Excelsior.